Salve, ben ritrovati. Oggi vi faccio una ricetta allegra, fritta, che mi ha dato la mia amica Flora. È una ricetta semplicissima, però fa festa perché si frigge. Io li chiamo i rotellini di Flora. Che cosa ci serve? Ovviamente io ho dimezzato le quantità per ragioni televisive che voi già sapete. Voi ovviamente fedelmente potete raddoppiare la dose. Mi servo, io uso oggi 2 uova, 250 g di farina, mezzo guscio dell'uovo quando rompo, di un liquore aromatico a vostro piacimento e mezzo guscio di olio. Come ingredienti ci serve solo questo. Poi c'è il procedimento che vi farò vedere mano a mano. Quindi prendiamo intanto le uova, cerchiamo di fare attenzione a lasciarci un guscio intero, proprio perché ci serve poi come contenitore, come dosatore. Ecco qua. Vediamo se questo viene meglio. Ok, perfetto. Allora, a questo punto facciamo prima una mescolatina alle uova e dosiamo il liquore in questo guscio d'uovo e un po' stessa quantità di olio. Perfetto. A questo punto rimescoliamo il tutto aggiungendo piano piano la farina, anche perché diciamo è un lavoro che va fatto poi sulla spianatoia e vi spiego come. Ovviamente mettiamo mano a mano la farina per evitare di fare i grumi, a poco. Se avete notato non ho messo lo zucchero, poi vi spiego perché va messo in un secondo momento. Questi sono carini, dei dolcetti simpatici, sfiziosi, portano allegria, che di questi tempi vi assicuro che ce n'è tanto bisogno. Lei ormai è una maestra, la mia amica Flora, di questi dolcini. Io provo a farli sperando che vengono allo stesso modo come vengono a lei. Flora mi perdonerà se non riesco nell'intento. Comunque voglio dire, noi ci proviamo. Intanto ringrazio lei e rinnovo l'invito a tutti quelli che vogliono mandarmi qualche ricetta, che noi la riproporremo qua. Allora, l'impasto sta iniziando a prendere forma, ma noi sempre piano piano aggiungiamo la farina. Ecco qua. Adesso lasciamo come al solito la forchetta e proseguiamo il procedimento con le mani. Ecco qua. Noi mettiamo la farina a poco perché è probabile che in base poi alla grandezza del guscio i liquidi magari sono di meno per questa quantità di farina, quindi potrebbe risultare un po' troppa o viceversa il contrario. Quindi noi poi ci regoliamo in base alla consistenza dell'impasto. Ecco perché va messa a poco, se no rischieremo poi di fare un impasto troppo duro e non riusciamo poi a lavorarlo. Ecco qua. Intanto rifiniamo poi il lavoro sulla spianatoia e come vedete, insomma, ancora è morbido perché va lavorato per bene, perché poi non si fanno né palline né bastoncini né
va stesa la pasta con il mattarello. Mi lavo le mani. Ecco qua. E qua poi entra in gioco lo zucchero quando stendiamo la pasta con il nostro mattarello. Intanto la mettiamo qua un po' di farina, ecco qua, e mettiamo l'impasto qua sopra. Se mi sta guardando Flora, non lo so che cosa sta dicendo. Se sta dicendo bravo, sta dicendo mamma mia che stai sbagliando. Poi glielo chiedo personalmente, vediamo che dice lei. Comunque, quando per la prima volta si fa una cosa, è ovvio che il rischio è tanto della non riuscita. Vuol dire che poi la prossima volta che lo facciamo andiamo a vedere dove effettivamente abbiamo peccato o abbiamo sbagliato. Come vi ripeto sempre, è la pratica che poi ti dice dove che hai toppato. Come vedete, il panetto, diciamo, è quasi compatto e come notate farina ne è rimasta, anche se ancora appiccica, quindi noi ancora lo lavoriamo un altro poco. Però poi dopo non tanto. La mettiamo sulla pasta mano a mano che la dobbiamo stendere col mattarello. Ecco qua, io non ne metto più. Spero che non sbaglio con le quantità, perché vi ripeto, la quantità di farina è legata sostanzialmente al discorso del guscio. Se il guscio è più grosso è ovvio che ci va più farina. Questi sono abbastanza piccolini, quindi la farina è quella là. Adesso togliamo un po' di roba per avere spazio, perché devo usare il mattarello. E così non rischiamo di fare danni. Lo zucchero mi serve, lo poggio per il momento qua e andiamo a lavorare con il mattarello. Dobbiamo stendere la pasta. Spero tanto che mi riesce, perché è un dolce che mi piace, ma pure per vedere un po' la mia maestra, che in questo caso è Flora, come riesco a fare. Lo giriamo e mettiamo un po' di impasto qua. Troppo duro no, perché sennò diciamo che poi anche al gusto la durezza non è sinonimo di bontà. Quindi cerchiamo di fare questo impasto elastico, non molto sottile, però nemmeno troppo grosso. Ecco qua, ci siamo quasi. Mo ci vorrebbe l'occhio esperto della mia amica Flora per dirmi se la grossezza va bene o le devo fare ancora più sottile, però mi sa che è troppo grosso. E allora io insisto, lo tiriamo un altro poco, anche perché poi questa pasta elastica tendenzialmente si ritira un po', quindi ecco qua, più sottile di così non credo che ci facciamo un'altra passatina. Ecco qua. E allora adesso che bisogna fare? Credo che questa grossezza va bene. Allora spostiamo la farina, che ci dà un po' di fastidio. Puliamo questo piano di lavoro. Mettiamo lo zucchero qua e ci mettiamo la padellina con l'olio. Visto che il dolcino va fritto, allora all'inizio mettiamo una bella fiamma alta in modo che l'olio va e nel frattempo io mi preparo questi dolcini. Ecco qua. A cosa serve lo zucchero? Lo zucchero si mette in questo preciso momento, si cosparge su questa sfoglia.
Ecco qua. Guarda che è simpatico come dolce ed è semplicissimo, come avete visto, non ci sono grossi, diciamo, ingredienti particolari, niente di che, è abbastanza semplice. Qui un pochettino, vabbè che mo questo lo tagliamo perché non solo zucchero, Flora, vado bene, sì, perché sostanzialmente questo zucchero serve a caramellare questi dolcini, ecco, semplicemente a questo. Quindi abbondiamo. Quello che non abbiamo messo nell'impasto lo mettiamo qua, sopra i bordi. Ecco qua. Perfetto. Allora, intanto che l'olio va, perché ancora non è pronto, noi cerchiamo di ottimizzare. Adesso cosa bisogna fare? Allora, intanto diciamo che cerchiamo di... Ecco qua, che poi questo lo utilizziamo, no? Che cosa bisogna fare? Qua è un po' attaccato perché non c'era la farina. Bisogna girare questa sfoglia su se stessa. Ecco qua. Vedete? Attenzione quando stendete la pasta di metterci un po' di farina, perché altrimenti, vedete, poi ho difficoltà a girarla perché si appiccica. Girare la pasta massimo, diciamo, 3 volte, va? Ecco, tagliamo questa parte, la mettiamo qua sopra. Ecco qua, come chiusura ovviamente del nostro cordoncino, lo dobbiamo chiudere. A questo punto che bisogna fare? Bisogna prendere sempre il coltellino e tagliare dei pezzettini. Vedete così. Io non so se lo zucchero deve stare sull'impasto qualche minuto, non lo so, perché questo mi sono scordata di chiederglielo alla mia amica, quindi spero che il tutto ha la sua riuscita. Vediamo un po', diciamo che è quasi pronto l'olio e allora sì, mettiamo questi dolcini. L'unica cosa che dobbiamo fare attenzione è che mano a mano che poi metteremo il dolcino, lo zucchero scende e si crea una sorta di filamenti nell'olio stesso, non vi preoccupate che lo zucchero, ecco qua. Già profumano, vabbè che comunque è la frittura che ha quel profumo particolare. Magari i primi vengono un po' bianchi. Qualcuno si apre, vediamo se riusciamo a mantenerli. Allora prendiamo lo scolapasta che li buttiamo qua dentro e un piatto. Ecco qua la nostra schiumarola. E nel frattempo però facciamo gli altri perché sennò l'olio poi va. Ecco qua. Gira che ti rigira, amore bello. L'unica cosa, mo, per non aprirli, vediamo un pochettino se mi riesce il discorso qua.
Ecco qua. Ma diciamo che non sono perfetti e belli come quelli che fa Flora, però per essere la prima volta vi assicuro che sono carini. Allora noi che facciamo? C'è rimasto un po' di liquore, lo passiamo con un dito qua sopra. Vi spiego perché. Per far attaccare la pasta, solo che speriamo che poi nella padella non scoppia. Ecco qua, ecco, diciamo fa da collante per la pasta, per il pezzettino che serve sopra ad avvolgere il nostro cordoncino, no? Non lo avvolge. Ok, qua ci siamo, un altro pochino che sono ancora bianchi, ecco qua. Ecco, mi sa che Flora li devi venire a fare tu, perché belli come i tuoi, questi qua non ci sono. Comunque, intanto abbiamo dato l'input per la ricetta. Poi sfido chiunque a farli e al limite mi mandate le foto, mandate in redazione le foto dei vostri dolcini come sono venuti per vedere quali sono più belli, sicuramente i vostri e in assoluto quelli di Flora, fatemelo dire. Togliamo questi che erano i primi e sono già belli e cotti. Ecco, che profumo! Beh, per essere la prima volta non mi posso lamentare, dai. Mo sta a Flora poi decidere se sono riusciti o meno. A lei l'ardua sentenza. Ecco qua. Questi li possiamo fare sempre come buon augurio per qualsiasi cosa, come il nostro solito, che cerchiamo sempre di, quando c'è un evento, abbiamo sempre il piacere di poter fare per qualche amica, per qualcuno, qualcosa di buon auspicio, quindi va bene così. Abbassiamo un po' l'olio perché mi sembra un po' troppo forte, i primi va bene. Allora, vedete che questi non sono più veloci. Mamma mia, Flora mi bacchetterebbe, perché non dice, sono storti, sono aperti, però è il gusto quello che ci guadagna. Flora, e qua dobbiamo essere più veloci, ecco qua, perché sennò l'olio va e noi siamo fuori tempo. Ecco qua. Prima ho cercato di fare piano per farvi vedere, adesso devo ottimizzare in questo modo. Ecco. Qualcuno lo apro pure mentre che lo metto, perché ve l'ho detto, è la prima volta che li faccio e quindi anche per me c'è un po' di timore. Ecco qua. Se ne è aperto qualcuno in più, a Flora questo non succede. Perfetto, giriamo. Questa era qua. Vedete che c'è questa schiuma, è perché lo zucchero che esce fuori dai biscottini, diciamo, ecco. Questo mi sa che lo giriamo tutto, perché sennò o lo facciamo poi al contrario qualcuno, perché sennò viene troppo grosso e non va bene. Ops. Giusto un minuto.
vedete già con questa dose, che già per me è metà dose che ho fatto, insomma alla fine ci viene un vassoietto, per cui poi dipende se lo fate per voi o lo fate per qualcuno e ne volete fare di più, raddoppiate fedelmente la ricetta, perché io l'ho dimezzata proprio per tempi televisivi, per riuscire a fare sostanzialmente il vassoietto in tempi brevi, nei tempi nostri televisivi. Quindi, come tutti i dolci, ovviamente potete fedelmente raddoppiare le quantità degli ingredienti. Poi voglio dire, se 95 ml di latte e ne mettete 100 non succede niente, perché i liquidi poi vengono assorbiti dalla farina, per cui non statevi a fasciarvi la testa perché ci sono quei 5 in più, non ha senso, nel senso che non comporta nessun problema, insomma. Qua ne facciamo uno così, vedete? Ta 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 ta, direttamente, via. Ottimizziamo così, ta 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 ta. Ok. Mo che la vedo a Flora non so, gioia mia, purtroppo tu sei la maestra di questi, li fai sempre, però sono simpaticissimi, bellissimi e profumatissimi. Intanto che vanno questi prendiamo il nostro piatto da portata. Perfetto. Allora, li scoliamo. Ecco qua. Una volta scolati, che facciamo? Io adesso devo farlo velocemente perché i tempi sono tiranni. Li mettiamo in questo bellissimo piatto da portata e che facciamo? Una spolverata di cannella. Ecco qua. Questo è il dolce pronto. Buon appetito, sono bellissimi, non come quelli di Flora, perdonami amica mia, però ci ho provato. Buona giornata a tutti, ciao!